Durante le feste natalizie vanno disincentivati gli spostamenti internazionali, vanno limitati gli spostamenti tra le regioni, così come già oggi avviene in presenza di zone rosse e arancioni, e nei più importanti giorni di festa, il 25, il 26, il 1° gennaio, vanno limitati anche gli spostamenti tra i comuni. È un Natale blindato con spostamenti al minimo quello tracciato prima alla Camera poi al Senato dal Ministro della Salute Speranza, in attesa del famigerato DPCM chiamato a sciogliere anche il nodo dell'apertura degli alberghi di montagna, mentre sugli impianti di risalita, ha fatto capire Speranza, non ci sarebbe più nessun spiraglio. Bisognerà poi evitare potenziali assembramenti nei luoghi di attrazione turistica legati in modo particolare alle attività sciistiche. Nel pomeriggio il collega ministro Francesco Boccia a fissare la data del 7 gennaio come quella di una possibile ripartenza che si incrocerà con l'avvio della più grande campagna vaccinale della storia. Questo è il puzzle delle restrizioni natalizie che si sta componendo di ora in ora, un modo di procedere che la Regione boccia senza appello. Se l'unico strumento che abbiamo è la chiusura e basta, cioè, ragazzi, io la vedo davvero poca roba questa. E ripeto, bisogna fare scelte chirurgiche in materia economica. Scelte chirurgiche che non possono prescindere da una strategia europea che al momento non c'è. Nei territori di confine, come ragioniamo? Se non c'è l'Europa che interviene, come possiamo ragionare? Ogni paese è lasciato a se stesso. Cioè, ancora una volta l'Europa perde l'occasione di dimostrare davvero il suo ruolo, che secondo me è vitale.